Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera, ben ritrovati da Celeste Collovati e Massimo l'avvocato Leonardi. Massimo Leonardi, benvenuti. Noi lo definiamo un nuovo anno, in realtà è l'anno lavorativo che ricomincia, l'anno scolastico, eccetera. E come vi avevamo promesso, siamo di nuovo qui. Ripartiamo con la rubrica dell'Avvocato risponde ogni giovedì alle 17. Quest'anno vogliamo sempre più radioascoltatori che si sintonizzano in onda e che ci ascoltano. Questa è la promessa che ci dovete fare in modo tale da appunto ascoltarci e dare seguito a tutte le vostre richieste. Come sapete potete, in realtà è facilissimo ascoltarci, Massimo, perché Assolutamente. potete farlo sia attraverso il sito di Radio Libertà, potete farlo se avete anche il telefono La pagina attraverso internet, la pagina, che è quella più esatto. veloce, dove ci sono tutti i link anche nelle nostre Assolutamente, pagine. la pagina Facebook, le nostre pagine, cioè non avete scuse, potete appunto ascoltarci quando volete e come volete, anche appunto attraverso internet. Io do subito il numero perché quest'anno Sì, siamo molto carichi, avremo tantissimi ospiti, tante novità, l'avevamo avevamo detto. detto, sì, cercheremo di introdurre. Esatto, quindi faremo chiaramente sempre i nostri soliti argomenti di diritto di cui ci occupiamo, proprio perché così vi venga anche in mente un caso che vi è capitato, una problematica che avete e possiamo magari appunto darvi una mano a affrontarla insieme. Il numero per chiamare, non siate timidi, ripeto, è importante che lo facciate, è lo 02 9294 7222. L'avvocato Leonardi si arrabbia se non chiamate. Sì, e soprattutto devo Molto. anche dire che nel corso della stagione passata ci sono state persone che inizialmente ci avevano chiamato per un quesito e poi si è instaurato una Un sorta di rapporto di fiducia rapporto di anche, fiducia certo. e ci hanno incaricato per fare determinate cose. Quindi ribadisco, ogni domanda non è mai scontata. Uno magari prima di telefonare si può fare dei problemi, dire: "Ma non so se dico giusto", non abbiate timore. Siamo in un paese difficile da Libero, interpretare e soprattutto esatto. difficile da interpretare Ah con delle sì, norme, quindi certo, soprattutto nei confronti dell'INPS esatto, e della esatto. Siamo in previdenza. un paese in cui davvero necessitiamo di a volte di un Di un aiuto da aiuto, parte di un'assistenza, certo. Per cui vi invitiamo a chiamare, e anche nel fuori onda se volete, potete comunque chiedere alla regia che vi c'è la gira. nostra Ciao Sveva, benvenuta. Sveva, ciao! Tanti baci la nostra Sveva. Sa Meno male che ci siamo sì, ritrovati e anche con lei. Dicevo, quindi saranno puntate, giusto per ricordarvi chi siamo, e saranno puntate dedicate a vari rami del diritto, dal diritto della previdenza, che è un po' il nostro appunto core business, al diritto certo, societario, parleremo un po' di fiscale. tutto. Cerchiamo di introdurre Esatto, anche delle riusciamo a cose introdurre che magari gli anni scorsi non avevamo magari anche fatto, degli argomenti, esatto, attraverso nuovi, anche l'intervento di tecnici, questo che dobbiamo introdurre in più lo assolutamente, di faremo. Ci personaggi piacerebbe invitare anche un importanti. medico quando parleremo magari di malsanità, oggi interverrà tra poco Ma un Massimo, non puoi grandissimo svelare tutto, io però non volevo riesco dirlo a trattenermi, all'ultimo. non riesco a trattenermi. Caspita, Però cioè. dobbiamo anche invogliare, perché noi abbiamo Sì, ma già l'abbiamo detto più spoilerato sui volte, cioè nostri se ci ascolterete saprete che, sì, a parte le nostre 2 noiose le noiose voci voi. ripetitive, avrete anche Però in altri. generale crediamo che oltre alle nostre voci è importante introdurre una figura Sì, terza certo, ancora che certo. possa magari parlare di un determinato argomento. Ogni Sì, volta possiamo cerchiamo trattare l'argomento ovviamente anche con persone che, ricoprono ruoli importanti sempre esatto, nell'ambito del diritto e che ci possano dare la loro opinione da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Noi assolutamente, siamo assolutamente aperti. assolutamente sì. Poi per quanto riguarda invece appunto la nostra attività, abbiamo anche colleghi che verranno in questa sede e ognuno poi tratterà la propria tematica. Non dimenticate che trattiamo anche di fiscale, Certo. di diritto del lavoro, Faremo di una puntata a breve su condominiale, quello, faremo assolutamente puntate ad hoc, quindi ad hoc. approfittatene perché chi avesse un problema appunto o fiscale o condominiale, insomma poi vedrete, può magari col nostro supporto può magari venirne a capo, ecco, Certo, può certo, essere. E certo. poi se volete appunto potete rivedervi la puntata, che viene sempre caricata su Facebook o sui nostri social. Social li Mi usiamo raccomando, è un invito anche a, insomma, condividere. condividere la pagina e magari far girare di più questa trasmissione che noi riteniamo abbiamo voluto proprio
riproporla e E ce pensate l'hanno bene, concesso anche. ce l'hanno concesso assolutamente, e pensate bene, per me è il 10° anno, Ma è anche vero, per no, Massimo io è il qualche terzo, anno, il il terzo anno. E devo dire che per essere qui ancora dopo 10 anni ringrazio Radio Libertà. Allora di danni non ne hai fatti, Non no, sono ancora. 10 anni, vuol dire che Ho no, superato la hai crisi del superato 7° anno, il quindi settimo insomma, anno, per fortuna quindi sono ancora qua. siamo Già. rodati, insomma. Esatto. E quindi l'idea è quella di procedere sempre appunto in questo modo. Non mi chiedete la mail, quest'anno ve la do più facile, perché abbiamo deciso di dare la nostra mail di studio in modo tale che Brava, possiate, sì, sì, sì. che poi tu dici sempre che non è facilissima, però è No, studio beh, legale con il nostro meglio nome. dell'altra. Esatto, studio legale @dirittissimo, mi raccomando con la I, come il diritto, Diritto. dirittissimo.com. Tanto siamo noi dietro, quindi voglio dire, Siamo potete anche in scrivere diretta sul canale di direttamente. TikTok, giusto Ah per sì. abbiamo Sì, gli perché amici di TikTok. Massimo ha tanti amici su Siamo TikTok che ci tanti amici su TikTok che ci stanno ascoltano, e ascoltando, quindi e ciao a tutti, ciao a anche ai tutti anche nostri da lì. amici di TikTok. Arrivano domande interessanti spesso anche da lì, li invitiamo a farle Esatto. anche Non attraverso. dimentichiamo che c'è anche un WhatsApp alt, ecco, Vero. che sicuramente è più difficile magari da leggere, ma qualche 340. volta faremo anche una lettura. 340 6709 659. 340 6709 659. Alla Mi grande. raccomando, potete sintetizzare la vostra problematica e ci date anche uno spunto magari per parlare, appunto della vostra problematica. Non faremo nomi, potete anche chiamare per esempio in anonimo, quindi questo, assolutamente è consentito. Vi invito a chiamarci, ripeto, sarò noiosa, ripetitiva, ma vi invito a chiamarci perché la nostra trasmissione sicuramente è interessante, ma con le chiamate lo diventa ancora di più, Assolutamente. perché possiamo appunto noi potremmo scrivere un libro, come diciamo sempre io e Massimo, su tutti i casi che ci capitano anche con appunto con altri colleghi, eccetera, specialmente, che riguardano problematiche INPS, diciamo, che hanno a che fare con l'INPS. Però, se poi voi ci aiutate in questa stesura del libro con i vostri casi, siamo ancora più contenti. Però Massimo, bando alle ciance, io prima di cominciare i nostri, diciamo, argomenti quotidiani, ti voglio ricordare che sono le 17:12 Il gong quasi. scocca, il gong Esatto, scocca. quindi a questo punto, visto che l'hai detto, sfatiamo e presentiamo, proviamo a Allora, contattare innanzitutto la nostra ospite di ho voluto oggi, fortemente, illustre. concedimi, ma ho voluto fortemente L'hai voluto tu, certo, sì. questo intervento, perché nonostante siamo un programma di diritto, e lo rimarrà sempre tale, riteniamo che Certo. anche affrontare determinati temi politici, perché c'è in funzione un governo che sta proponendo questa modifica Sì, clamorosa, legati alla giustizia, appunto. sia molto Sì, inerente. poi questo intervento è assolutamente Molto prezioso prezioso, e perché dobbiamo anche noi rispondere a tanti clienti che ci tra virgolette "chiedono" e ci domandano: "Ma questa magistratura cambia o non esatto. cambia? Queste Sì, pronunce, è uno dei problemi, diciamo, questo della conflitto, di interessi, chiamiamolo così, che perdura tra pubblico ministero e, organo giudicante e l'organo organo, giudicante, sì, tra le varie inquirente. Quindi, carriere. adesso probabilmente ci sta sentendo Esatto, la vediamo se è in dottoressa onda la dottoressa. Matone, che, ho sentito poc'anzi, di cui io nutro una stima enorme. È stato sostituto procuratore, ha ricoperto incarichi rilevantissimi a tutela soprattutto, dei giovani, ha combattuto battaglie giuridiche a tutela dei minori, è stata ospite ed è tuttora ospite, ma la ricordiamo, quando io ero ancora giù in fasce, non fasce no, ma ero giovane, dovevo ancora diventare avvocato, la vedevo a porta e l'ho sempre ammirata per la Certo, sua obiettività, tecnicità, professionalità e pacatezza, che è un'altra cosa che a me è sempre piaciuta. Quindi abbiamo deciso di farla intervenire per chiederle innanzitutto che cosa ne pensa della riforma che io definisco sempre epocale della magistratura, esatto. che mai nessuno, neanche Berlusconi, riuscì a portare a casa, a porre in essere. Questo governo ce la sta facendo con un ministro Nordio, che la sta volendo a tutti i costi. L'iter si è quasi concluso,
Dottoressa, che cosa ne pensa, oltre a salutarla ancora, guardi, di questa Buonasera, riforma? buonasera dottoressa. Buonasera a tutti e grazie per le sue belle parole. Io guardi, ne penso tutto il bene possibile, perché io faccio un discorso un po' più generale, più articolato rispetto alle singole questioni tecniche legate ai vari passaggi della riforma e ai vari contenuti del testo. Io dico che è un segnale politico importantissimo nei confronti di un universo, che è quello dei magistrati, che ha esercitato purtroppo dai tempi di Tangentopoli in poi uno strapotere assoluto, stravolgendo quelli che sono anche gli equilibri costituzionali. Quindi, indipendentemente da ciò che c'è di specifico nella riforma, e cioè 2 carriere separate, 2 concorsi separati, l'Alta Corte di Giustizia e quant'altro, e premesso che questi non saranno la panacea di tutti i mali, perché in realtà il margine, diciamo così, di discrezionalità e interpretazione delle norme da parte dei magistrati comunque resta altissimo, non può essere imbrigliato in alcun modo, però resta l'importanza di un segnale politico fortissimo, ed è per questo che la magistratura tutta si ribella a questo testo. Certo. Dottoressa, la cosa che più mi piace ricordare è che lei ha ricoperto questo ruolo per tantissimi anni. Queste sue parole, dal mio punto di vista, hanno un'importanza e un valore ancora più grande di quello che può dirle un misero avvocato quale sono Guardi, io, che però sul campo le posso dire, Però lo condividiamo tutto, in toto. ovviamente. Prego, dottoressa. Perché vede, io tante storture che vedo non verranno corrette dalla separazione delle carriere. Io per esempio ieri sera sono stata ospite a Zona Bianca, Sì. e per andare per partecipare alla trasmissione, come sempre faccio, mi preparo. Mi Certo. sono riletta la sentenza, quella della Corte di Cassazione, che mette una pietra tombale sulla vicenda, premesso che da un punto di vista tecnico-giuridico il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi Stiamo parlando di Stasi, dottoressa, stiamo per gli ascoltatori. Momento, Sì. Certo, Alberto Stasi. Alberto Stasi. Sì. Ecco, è e resta Alberto Stasi, perché dal punto di vista tecnico è stato lui. Ho trovato all'interno di questa sentenza degli abomini logici, intellettuali, morali, l'ho trovata di una gravità sorprendente. Soltanto in Italia puoi avere una prima sentenza di assoluzione, una seconda sentenza di conferma dell'assoluzione, la richiesta del procuratore generale presso la Cassazione in quel caso di confermare l'assoluzione e avere viceversa pilatescamente un rinvio a giudizio nel quale non si dice Alberto Stasi è colpevole, si dice cercate meglio, e si arriva ad una condanna che viene poi confermata ribaltando tutti gli elementi che potevano essere letti in maniera assolutamente contraria. Ecco, dottoressa, da questo spunto le faccio la domanda, quella classica, che però noi ascoltiamo tante volte ai nostri clienti. Ma avvocato, ma per gli errori che facciamo noi paghiamo, ma la magistratura non paga mai? La classica domanda. E adesso qualcosa cambierà però forse, dottoressa, con questa alta corte. Qualche responsabilità. Qualcosa cambierà, perché è cambiato fortemente il clima. Esatto. Vede, quando io sono entrata in magistratura era addirittura disdicevole fare il pubblico ministero, perché veniva ritenuto un lavoro adatto agli ultimi in graduatoria. Pensi che io ero a metà graduatoria e, vittima di questa mentalità, sono andata a fare il giudice al Tribunale di Lecco. Non la sapevo questa non la sapevo. Esperienza personale. Ho avuto una digressione lombarda durata qualche anno. Detto questo, quando è scoppiata Tangentopoli, quando facevano le interviste fuori dei luoghi dove c'erano tutti i ragazzi che tentavano il concorso di magistratura, gli si domandava cosa vuoi fare, e questi rispondevano sciaguratamente: voglio fare il pubblico ministero perché voglio riportare l'ordine e la legalità. Quindi è questo che è malato, che è bacato. Il pubblico ministero non è uno sceriffo
Brava, Il pubblico esattamente. ministero è il titolare dell'azione penale, che è una cosa completamente Sì. diversa dallo stravolgimento a cui abbiamo assistito in questi anni. Certo. Io credo che il Vangelo è la lettura delle intercettazioni di Palamara, quando quell'altro, io li conosco bene entrambi, dice ma Salvini non ha fatto niente, e quello dice lo so che non ha fatto E ha niente, anche ma deve ragione, essere e ha anche perseguito. ragione, gli disse poi, Eh, oltretutto. ha anche Ha anche, ragione, si ma ricorda? Ha anche ragione. non deve ha- essere perseguito lo Certo. stesso. E Cioè, lei si ricordiamoci rende da ultimo, conto? dottoressa, l'intervento, quello di Lovoi, no? Quello degli ultimi giorni, Sì, che questo è... cioè sono delle cose agghiaccianti, Sì, sì, aberranti, sì. che io ho vissuto in prima persona, perché è vero che io per 17 anni mi sono occupata di minori, ma per altri 7 sono stata sostituto procuratore Certo. generale presso la Corte d'Appello di Roma con delega alla criminalità organizzata. Proprio prima delle elezioni, giusto, dottoressa? È stata in carica. Certo, prima io mi sono Un dimessa ruolo da sostituto importantissimo. procuratore generale, ho avuto degli scontri epocali Ci credo. con il mio importantissimo capo, perché io una volta al mese andavo in corte d'assise e rappresentavo la pubblica accusa. E una volta dinanzi a una doppia conforme, cioè assolto in primo grado, assolto in secondo grado, questo era a mio modesto avviso assolutamente innocente, e io ebbi un alterco perché mi si voleva obbligare a fare ricorso per Cassazione. Capisce? E quando io dissi ma questo io non lo faccio perché non sono assolutamente convinta D'accordo, della certo. colpevolezza di questo, ma tutt'altro, mi si rispose ma tu fai il procuratore generale. Devi per forza, no? Pazzesco. Devi per forza. Gravissimo. È una frase Sì. agghiacciante, Agghiacciante, perché gravissimo. sgancia Sì. la funzione della pubblica accusa dalla ricerca anche degli elementi favorevoli. Assolutamente, Certo. dottoressa. E questo non accade mai, ragione. dobbiamo Quindi dirlo. Sì. lei capisce che la separazione delle carriere servirà perché è un segnale, ma non ci dobbiamo nemmeno illudere. No, è vero, è vero, è vero. Tutti i più grandi Che giuristi hanno sarà detto questo. risolutiva, non sarà risolutiva di nulla. Guardi, Nordio ha rilasciato 15 giorni fa un'intervista divertentissima, parlava di tutt'altro, sta su Dago Spia, Sì. parlava di tutt'altro, parlava del suo rapporto con Adriano Panatta, pensi un po'. Col tennista. Ma questo Nordio, Intervista- dottoressa, è veramente un fuoriclasse o no? Perché a me sembra un fuoriclasse, Guardi, è non lo una so. persona intellettualmente diversa, superiore, con cui io mi diverto da Mi morire, sembra di perché ha una uno cultura spirito. enorme, sentendolo. Ecco, e sa come conclude l'intervista? Dice, Sì. ma lei qua, là, dice no, io ritenendo la giustizia degli uomini assolutamente fallace mi affido a quella divina. Straordinario, È una ha ragione. battuta, straordinario. ma Però detto dal ministro della esatto. giustizia è un'affermazione di una gravità inaudita, È verissimo. ma non di una gravità perché Beh, non dottoressa, l'ha mi dovuta offre il fare. fianco per rilanciare un'altra dichiarazione che fece Nordio sui commercialisti e sulla difficoltà delle norme italiane. Disse: se tu assodi in Italia 10 commercialisti e gli chiedi di dormire sonni tranquilli, nemmeno con 10 commercialisti potrai dormire sonni tranquilli, perché No, stai sicuro Italia che no. qualcuno ti troverà qualcosa che non va. Se la Guardi, ricorda questa frase? Sì. ma me la ricordo, sì, ma il Nordio ha una miniera di queste buttate, è che vero. però sono esponenziali di una situazione Sì, grave, è vero, di una è vero. situazione che ci rende tutti assolutamente insicuri. Io accedo ha ragione. sempre il Bene, vecchio dottoressa. adagio, meglio un colpevole in libertà che un innocente in galera, Sono ma d'accordo. penso di essere rimasta, saremo in 2 o 3 Sottoscrivo. a praticarla, Ha ragione, Sottoscrivo al dottoressa, negli 100%. siamo anni in d'accordo cui con sono lei. stata pubblico ministero e procuratore generale. Me la ricordo Ha nelle sue ragione. battaglie anche da Vespa e perorava questa frase, me la ricordo bene, ma non è una frase Sì, così, sì, No, è una anche frase di perché un la significato vita, importante. la vita non te la restituisce nessuno, No. poi la vita persa, gli anni persi in un appunto, carcere. Ecco. appunto. Dottoressa, io la Dottoressa, ringraziamo, molto. mi ha fatto un piacere enorme, davvero mi Davvero. risentirò quando finirà la puntata ancora le sue bellissime parole, la ringraziamo davvero molto. tantissimo per la sua disponibilità, Grazie, arrivederci a tutti e a quelli che ci ascoltano. rara, perché Arrivederci. grazie, Arrivederci. salutiamo. Grazie. Ecco, questa è un straordinario. intervento straordinario. Non mi sarei Condivido augurato, tutto. non mi sarei augurato che, diciamo così, che finisse così bene che andasse così bene l'intervista. Sono parole, insomma, che hanno un valore diverso
rispetto a quelle che possiamo Beh, pronunciare dette noi. da un ruolo Ma fondamentale è questo quale che noi quale vogliamo. ricopre A lei. volte quando una determinata dichiarazione viene detta non dalle parti in causa, ma da una parte terza che ha ricoperto Sì, questi ruoli importantissimi, signori, cambiano tutto. Non lo dice l'avvocato certo. Leonardi, l'avvocato Corovati, che No, sicuramente no, lo certo, vabbè, dice nel suo un caso lei poi ha magistrato, anni alle spalle anche di con esperienze. dichiarazioni che sono Esatto. davvero rilevanti, ma che vanno in linea con quelle che ha sempre perorato Nordio con la riforma. Quindi perché questo nostro intervento? Perché noi dobbiamo rispondere anche ai nostri No, clienti che ci lasciami dire, chiedono. Max, sicuramente però, e anche dalle parole della dottoressa si evince, sicuramente c'è, insomma, le speranze, il segnale c'è, ma le Certo. speranze sono anche poche che Sì, possa cambiare però ha detto una cosa qualcosa. importante ed è vero, sicuramente con la separazione non ci sarà la bacchetta Non ci magica, sarà, però è un esatto. segnale. Questa cosa Sì, dobbiamo apprendere. speriamo che poi il Beh, dal segnale certo, si parta però per il segnale costruire. è una riforma costituzionale che finalmente toglie una compatibilità che c'era tra organo inquirente e E organo organo giudicante. giudicante, Ora sì. saranno separati, come dice giustamente la dottoressa, non è che da oggi schiocco le dita e risolviamo, Certo, bisogna poi però costruire tutto. è un segnale che si vuole dare Bisogna partire da qualche parte e questo esatto. segnale ci permetterà, Sicuramente. spero, poi di, insomma, avere Certo, concretamente ma ribadisco, non dei siamo risultati. qui ad attaccare per forza, perché ci mancherebbe altro. Poi il nostro è un programma giuridico deve rimanere indipendente, Certo, Italia certo. rimarrà, ci mancherebbe, No, ci no, sono infatti. magistrati bravissimi, ma noi vogliamo affrontare anche un problema che noi dobbiamo a cui dobbiamo rispondere ai nostri clienti, cioè È vero, tanti ci gli hanno errori che chiesto, si sì. fanno, ma chi li Poi è paga? anche giusto che prendano le proprie colpe, responsabilità, come Fa noi, come i qualsiasi come commercialisti, fa come gli qualsiasi avvocati, i per medici. In questa assolutamente. sede abbiamo parlato tante volte di responsabilità medica, di come fare a, appunto, far valere il risarcimento del danno. Cioè, è giusto che tutte le figure professionali, che prendono decisioni e quindi, Certo, ma appunto, come diceva lei, della vita non delle c'è un persone voler anche, delegittimare qualcuno, ci cioè è mancherebbe. una questione di equità, per tutti trattati anche allo stesso modo i professionisti. Mi Assolutamente, sembra più che logico, no, chi ha assolutamente. delle responsabilità è normale che poi, se ha anche altrettante colpe, ci sia appunto la possibilità poi per chi, le subisce di essere risarcito. Certo. Noi, per esempio, non facciamo, errori professionali tranne la No, responsabilità medica, no, perché non abbiamo questa, appunto, vocazione no, nel voler, come no, dire, fare causa ai no, colleghi o cosa. mancherebbe Però altro. in linea generale sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso, se è capitato di vedere che un collega o anche un commercialista, un notaio, Può capitare nell'arco di sbagli, una ma come può professione. capitare a Ma noi? signori, allora Infatti esistono le io, come assicurazioni dico anche, sempre quindi io, cioè non negli scheletri nell'armadio, ma no, la però, purezza tutti si e possono tutti si possono sbagliare. sbagliare, tutti possono Poi, per avere. carità, Max, ci sono anche degli errori grossolani Certo. che effettivamente a mio avviso non sono ammissibili. Se No, uno fa no, l'avvocato non può conoscere, no, non no. può non conoscere, non so, i termini di prescrizione, eccetera, Certo. o far perdere la Però in possibilità di fare una generale il causa. principio è: Però in tutti generale hanno il gli dovere errori e il esistono. diritto, perché è un diritto di sbagliare, cioè Sì, non è che siamo perfetti, quindi esatto. qualcuno di noi purtroppo la leggerezza la può commettere. E si risponde per quello che si Ed fa. esistono le cause di Ecco, risarcimento, questo è quello ecco. che noi, andiamo sempre dicendo, no, quindi non vogliamo assolutamente, ribadisco, fare una puntata a senso unico su quella. Abbiamo voluto, ripeto, fare questo intervento perché Perché in effetti ci detto siamo trovati insomma tante tante volte a volte rispondere, questa no, tra le frase, sì. certo, perché in generale anche poi parliamo della pubblica amministrazione, magari nella seconda parte, no, Torniamo, esatto, alla nostra, sempre questo, non sentirsi tutelati dallo Stato. Questo è esatto, terribile in uno Stato di molto, diritto, no, molto. sentirsi non tutelati In da una quelle che sono le Lasciami ingiustizie. dire, sentirsi anche in una confusione, Ma perché abbiamo certo, notato che di bravissima. confusione ce n'è sempre più. Io Confusione. utilizzerei proprio la parola Sì, perché lo so perché la disorganizzazione e usi, perché prima abbiamo confusione. incontrato Lo una sai persona. perché? No, è vero, No, perché perché purtroppo è così, abbiamo cioè avuto un ci sono, appuntamento prima e ve lo raccontiamo magari nella seconda parte, sì, dopo lo sketch pubblicitario, che, appunto ci ha ancora una volta lasciato senza parole, perché, sono arrivati a si parla di noi, si invalidità parla di invalidità e sono arrivati a mancata, noi però con mancata una pronuncia che è sta fatta dall'ente dall'INPS. dell'ente previdenziale, l'INPS, che lascia perplessi, cioè su condizioni di Sì, e infatti salute. mi aggancerei a quello poi dopo la pubblicità per parlarvi anche di, appunto, come fare qualora non vi, appunto, non vi eroghino non vi riconoscano le percentuali di invalidità, perché questi Certo. sono casi molto frequenti
e lì, cioè, poi Ecco, per possiamo carità. parlare nella seconda parte di questo, Esatto, parleremo ancora dei diritti che avete nei confronti dell'ente impositore, assolutamente. degli strumenti di Gli strumenti tutela, giuridici degli per strumenti poter giuridici di tutela nei confronti opporsi. dell'INPS, magari li possiamo confrontare con l'Agenzia delle Entrate. Certo, assolutamente. Parleremo appunto degli strumenti anche deflattivi che servono che possono essere attuati per diminuire. Innanzitutto, diamo ancora il numero di telefono, perché Sì, qua lo do, stanno così ancora dopo la pubblicità. stanno ancora 02 dormendo, secondo me. sì, 0292947222. Allora credo che alle 5:30 Noi adesso andiamo, la siesta dovrebbe la essere sesta finita. dovrebbe essere terminata, se no beati voi, Se beati aggiungo voi, io. però Però mi raccomando, avete ancora mezz'ora per poterci chiamare dopo la pubblicità, vero Sveva? Allora diamo la pubblicità. diamo la pubblicità Ciao. e ci sentiamo fra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Eccoci tornati all'Avvocato Risponde. Mi raccomando, per chi si fosse messo in collegamento solo ora, vogliamo dirvi che vi siete persi un intervento favoloso. Andatelo a rivedere. Che potete rivedere tranquillamente nella pagina appunto del sito di Radio Libertà, oppure su Dirittissimo, lo metteremo sui nostri social, eccetera. Allora Max, invece di guardare il telefono, ti volevo dire questo, prendo spunto appunto dal fatto che in tema di invalidità nei confronti appunto dell'INPS. Sì, certo. Ci sono capitati tanti casi. Beh, uno in primis, oggi, cioè casi di persone, mi spiego meglio, che hanno patologie anche abbastanza rilevanti, certo. Tra l'altro patologie anche come dire degenerative, o comunque, cioè, al di là dei tumori esistono appunto tantissime malattie anche che purtroppo anziché regredire progrediscono. In questo caso ovviamente la prima cosa che si fa è una richiesta di invalidità, che però può capitare purtroppo con l'INPS anche questo, che anche di fronte a una palese situazione appunto di invalidità, certo, nel caso specifico era una signora che non poteva più lavorare per evidenti ragioni
di artrite alle mani, eccetera, eccetera. Noi l'abbiamo In questo vista, caso, si vedeva noi l'abbiamo quasi, vista proprio da cioè, vicino, quindi sofferente, esatto. veramente, Tra l'altro giovanissima, 50 giovanissima, anni. 50 anni, sì. Vabbè, questo è un caso, ce ne sono tantissimi altri. Cioè, ti chiedo, Sì. Massimo, cosa deve fare? Quindi, qualora la percentuale sia inferiore a quella che ricordiamo essere dall'80 in su per ricevere un vero e proprio compenso, assegno di invalidità, se tu vuoi opporti, Beh, cosa allora, fai col oggi questa verbale? signora è venuta da noi scoraggiata perché Mh. fece questa prima visita dove le è stata assegnata la classica 70% di invalidità, 50 50, aveva addirittura, il sì. 50 Quindi nel proprio 2022, con niente. una malattia che non lo diciamo noi, ma lo dice la patologia stessa, Esatto. era regressiva, quindi immaginate a distanza di 3 anni uno va a rifare la visita, s'aspetta che peggiori la situazione. Certo. Invece questo comitato scientifico medico dell'ente è stato addirittura ha confermato la patologia che aveva a distanza di 3 anni. Certo. Cambiando anche il referto, questa è stata la cosa che mi ha lasciato perplesso, Sì, la perché patologia è stata confermata. La cosa perplessa è cambio del e aveva referto le stesse e no patologie, revisione. non revisione, aveva la stessa patologia di prima, semmai ne ha aggiunte delle altre, quindi io m'aspettavo che banalmente Beh, da un fosse 50 passasse no, ma sicuramente anche una la percentuale descrizione più alta. della referto fosse uguale, cioè Ah, non certo. fosse scritto un'altra patologia. Ecco, abbiamo Poi forse una continuiamo dopo. Abbiamo una telefonata. telefonata. Buonasera, Pronto? con chi Buonasera. parliamo, da dove chiama? No, ha messo giù. Ha messo giù, a No, posto. dicevamo quindi la patologia era secondo me incalzava, cioè ogni anno Sì, peggiora, ma a quello detta anche della signora. La cosa che ci ha sorpreso è che e il marito ne era testimone, quindi abbiamo anche una persona che può testimoniare, che non le hanno neanche fatto una visita vera e No. propria, durata 5 minuti ed è stata molto documentale, che per carità, giusto che uno porti i certificati, ma la visita dovrebbe prevedere anche proprio insomma la visita vera Ma e propria certo, della quantomeno persona e rendersi conto anche la fisicamente richiesta che cosa ha. documentale rispetto a prima. Una richiesta anche di aggiornati certificati, Eh certo. beh. Comunque, quindi quando ci si trova in questa situazione, che cosa devono fare le persone? Cioè, allora, rivolgersi chiaramente a un avvocato che svolga questo tipo di attività, ma che strumenti esistono, Ma allora, Massimo? banalmente noi al cliente abbiamo risposto oggi, che valeva la pena magari provare a fare un'istanza amministrativa, perché può essere che Perché tu sai che di fronte alla pubblica amministrazione c'è anche questa c'è la possibilità, possibilità di certo. fare un'istanza dove gli si va a chiedere quantomeno un provvedimento più motivato e gli si va a Okay. chiedere come mai da una prima lettura dello stesso la patologia è stata definita, la diagnosi in modo differente da prima, quando invece è la medesima. Certo, okay. È sempre uno strumento in più che vale la pena avere per poi Che non è tenersi. ancora una causa vera e No, è propria? un'azione amministrativa che poi vale sempre la pena tenersi qualora poi si proceda giudizialmente. C'è Esatto. ancora la telefonata di prima che era caduta, quindi riprendiamo. Con chi parliamo, Pronto? da dove Pronto, chiama? con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Pronto? Con chi parliamo, da dove Buonasera chiama? Buonasera. a voi. Io mi chiamo Maria Teresa e devo dire che forse devo essere stata una delle prime 10 anni fa a rivolgermi Ah, alla dottoressa Collovati bene. e poi anche privatamente ha Ah. risolto tutto in modo Grazie, brillantissimo. bene, siamo Grazie. E contenti, quindi siamo molto contenti di ci questo. terrei a fare dei veri complimenti. Oh, Ecco, grazie. io Sì, prego. sì, sono qui con un problema piccolissimo in Sì. realtà. Allora, io mio marito purtroppo è morto Sì. e quindi sono vedova e c'è però una ex moglie che ha diritto La quindi Alla reversibilità. a una reversibilità. quota Sì. a una quota ecco, esattamente. Però questa ex moglie è molto, molto più anziana di me Sì. e io vorrei capire se è ancora al mondo, perché non credo che l'INPS sia così gentile da dirmi dirglielo. guardi che lei ha diritto al 100%. Ecco. Volevo capire, siccome anche andando sul sito del comune, se non si è parenti, non riesci ad avere un Notizie. certificato di esistenza in vita, Le cosa rispondiamo. devo fare? Le rispondiamo Sì, subito. le C'è risponde altro oppure solo questo, signora? vuole No, sapere anche come questo no. è. Le Tanti rispondiamo Le subito. complimenti a voi. risponde l'avvocato Vorrei Le Leonardo. tutti i rispondo. giorni la vostra La trasmissione. risponde, ci Ah, segua grazie. sempre. Grazie ancora alla Grazie telefonata, davvero, davvero, le rispondo grazie. subito. È molto semplice in questo caso perché noi avvocati abbiamo accesso tramite un portale che è quello delle certificazioni degli atti, a tutti gli atti
che ha un cittadino, il certificato che ha un cittadino, quindi dà il certificato di nascita, di morte, di residenza, soprattutto di matrimonio. Quindi se lei vorrà ci darà l'incarico, noi attraverso quel portale riusciamo a estrapolare il certificato anagrafico del signore, la signora, dove si evincerà se è ancora in vita oppure Aggiungo io, tra l'altro la saluto appunto perché sei stata una delle prime clienti, sono passati un po' di anni, però fanno sempre piacere i complimenti e le varie recensioni positive. Aggiungo uno in particolare su questo tema. Effettivamente ci sono capitati dei casi dove specialmente se ci sono 2 mogli, una precedente e una attuale, la reversibilità viene ripartita in modo diverso. Certo. Come voi sapete, Non è chiaro, equo. non è attribuita solo all'ultima moglie, cioè se anche uno ha una sentenza di divorzio, è divorziato, ha comunque diritto a una parte. Per quanto riguarda la ripartizione c'è proprio una causa da fare, Max, che non so se io l'ho fatta. Non l'abbiamo mai fatta, io con te non l'ho mai fatta. Invece l'avevo fatta in passato, che interessante. attribuisce cioè il giudice si basa su una serie di criteri, tipo gli anni di matrimonio, anche reddituale, eccetera, per ripartire equamente, l'assegno. si spera, l'assegno di irreversibilità. Quindi se la signora poi volesse, assolutamente siamo a disposizione. Vogliamo escludere che l'INPS eroghi ancora un assegno se la persona non è ancora in vita, cioè sarebbe no, se non è in vita chiaramente tecnicamente no. impossibile. No, però certo. È giusto che una verifica per sapere magari dove anche vive, solo per sapere, insomma, per sua informazione, insomma. Esatto. Però vogliamo ancora escludere diritto. che l'INPS proceda ancora. No. Cioè, ancora anche in perché vita l'anagrafe tributaria immediatamente in caso di decesso viene alimentata immediatamente dal comune, perché il comune recepisce il certificato di morte dall'impresa funebre che lo Però trasmette. ti dico anche un'altra cosa, era una causa che avevo seguito io sempre senza di te. Male. L'INPS, no, non l'INPS, sì, esatto. L'INPS aveva non sapeva che questa persona era morta, gliel'abbiamo dovuto dire noi all'INPS. Perché a volte non viene forse informato, eccetera. Però voglio dire, lì è un cervellone automatico, no? Che è tutto automatico, che è uno dei problemi anche che spesso diciamo. Sicuramente l'osservazione della signora è corretto, cioè nel senso non mi fido, comunque voglio avere una verifica. No, si infatti può lei fare, giustamente fa bene. Si può fare. Tornando ai nostri strumenti, dicevamo quindi il primo passaggio è quello amministrativo. Ok, che è quasi sempre un passaggio che facciamo anche per evitare subito la causa. Assolutamente. Però ricordatevi che non è obbligatorio, la legge non prevede obbligo di risposta. No, però diciamo. Però noi cerchiamo di. Noi la otteniamo sempre, è un nostro. Diciamo che la legge dice questo, poi noi chiaramente ci hanno sempre risposto e facendo solleciti. Esatto, ma in ogni caso, anche se non rispondono, è un qualcosa di positivo, perché quella poi sarà un documento che allegheremo. Che porteremo in tribunale. E certo, perché comunque denota una pubblica amministrazione che non è collaborativa con il cittadino. Quindi questa strada che abbiamo consigliato ai clienti di fare questa azione. Sì, in questo caso abbiamo consigliato prima un'azione amministrativa, istanza in autotutela, chiamiamola così, dove gli si fa presente questa cosa dei documenti e gli si dice: signori, confermateci che è un rigetto e confermateci che è una conferma, scusate, della patologia e confermateci che non è un aggravamento, perché a noi invece risulta tutt'altro. Esatto. Una volta che ce la confermano, a quel punto se si vuole procedere si fa una causa. C'è in questo caso contro l'invalidità c'è l'ATP. C'è l'ATP, che è accertamento tecnico ne abbiamo preventivo. parlato già in questa sede, anche qui è una causa che ha dei tempi da rispettare. Ha dei tempi, ha dei costi soprattutto, perché i costi vengono a gravare sulla persona che attiva l'ATP, che sono i costi della perizia, dei medici che vengono nominati, quindi c'è un costo rilevante in più, e poi però la cosa bella dell'ATP è che è abbastanza veloce. È un procedimento abbastanza veloce. Il giudice incarica un organo terzo che è il medico per fare la valutazione. Uno ha già la sua valutazione, chiaro, quella di parte. Che è fondamentale, e poi a quel punto si incrociano, il giudice incrocia le 2 perizie, 3 perizie, perché poi c'era anche quella ancora dell'INPS che è confermata, quella del terzo e quella di parte. A quel punto il giudice si pronuncia su quello che è l'accertamento finale, cioè il danno che lui richiede. E in quel caso, se c'è l'opposizione da parte dell'INPS, si apre un procedimento di primo grado vero e proprio. Esatto. E lì chiaramente c'è l'opposizione, poi si fa ricorso. Cioè poi può diventare più lungo. Chiaramente l'INPS ha diritto, perché è la nostra controparte, anche a fare
appunto controdeduzioni a questo verbale positivo. Certo. Chiaro che deve portare a quel punto delle Però prove, insomma per sull'accertamento dire. clinico preventivo spesso Spesso si può concludere si può positivamente. Noi poi prima di farlo, come giustamente diceva Massimo, comunque facciamo fare una perizia, eccetera, perché così abbiamo degli elementi concreti da fattuali e portare anche probatori. alle parti. Cioè, se una malattia è degenerativa, cioè, a parte che lo si vede, cioè, soprattutto se è appunto una malattia fisica, al di là della mentale, e lo vedi, no? La Certo, signora comunque certo, oggi effettivamente si vedeva che certo, aveva l'impossibilità di usare sempre di più le mani, eccetera, e certo, soprattutto chi è giovane, perché poi tu anche un requisito fondamentale che non considerano spesso è anche la giovane età. Cioè, certo. se uno ha 51 anni, chiaramente ha una vita davanti e voglio dire, va considerato anche quello, ecco, nel diciamo Nel complesso, nel complesso, nella certo, valutazione che si assolutamente. fa, Questa perché uno a signora 51 anni se non ha è nel mezzo, l'invalidità e non può lavorare cosa fa? cioè Cioè, è ovvio che, un'invalidità secondo me gliela si deve dare se non ha la possibilità di lavorare perché non ha l'uso delle mani, eccetera, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda vediamo ancora il numero, Cele, che magari sì, arriva un'altra 02 telefonata. 9294 Vi 7222. invitiamo Vi a invitiamo a parlare anche se avete altri la tipi di domanda che ha fatto la problemi. signora sembrava banale, perché invece non l'era affatto. È No, una domanda molto assolutamente, intelligente, anzi. anzi, per me è una domanda che il 99% delle persone non lo Tante sapeva. persone si saranno E trovate giustamente nella uno dice: "Devo sapere situazione, sì, l'indirizzo di sì. uno, come faccio?" Mica se vai in Sì, comune mica te poi lo dicono, lasciami dire, al giorno d'oggi con la privacy è ovvio che è ancora L'unico sempre più modo è dare difficile. incarico a un Noi avvocato che abbiamo dei canali, perché abbiamo dei canali ovviamente ufficiali, ovviamente, però effettivamente utilizziamo queste informazioni ovviamente a esempio, devo fini scrivere a una legali. persona perché gli voglio contestare qualcosa, so solo nome e Beh, cognome. ma Max, quante volte ci è capitato anche di non trovare la PEC, piuttosto che avere Certo, difficoltà, no, certo, nel sulle banche dati. ecco, Sulla un'altra PEC cosa che c'è m'è capitata anche di recente, per dire, su un tema, una problematica lavoro, non voglio parlar male dei patronati, però c'era un patronato che ho dovuto mandare una raccomandata come perché non nel aveva la PEC. 1900, perché la PEC non risultava da nessuna parte. È un patronato Adesso la PEC è non di obbligatoria, quelli più grossi, più però importanti, vabbè, è però la clamoroso che PEC non ce l'abbia. trovo che nel 2026 quasi la PEC dovrebbe essere obbligatoria, almeno, come giustamente anche tu Ma dici, certo, anche per ma velocizzare, l'hanno perché uno resa deve spender soldi di ma posta l'hanno resa anche per obbligatoria anche per gli velocizzare le amministratori delle comunicazioni. SRL, adesso devono avere personale. Esatto. Basta con l'ufficiale giudiziario nel 2025 a spendere soldi. Io ho fatto prima un procedimento qualche mese fa, ho dovuto mandare 3 volte l'atto, 100 €, 200 €, Esatto, poi sono ma non soldi che si esiste. spendono, ma parliamoci chiaro, come dici tu, nel 2025 in un'ottica di riforma di giustizia, meno male che non ci sono più le notifiche cartacee, eccetera. Così mi aspetterei che appunto l'INPS e tutti gli enti pubblici, i possibili consorzi, fondazioni, abbiano tutti una Ma PEC, PEC, no, Max? ma certo. Perché poi pensate bene, noi abbiamo questi canali, ma io mi rendo conto che un cittadino, anche di età magari avanzata, cioè abbia delle difficoltà Ma ovviamente, anche certo, solo a trovarsi su ma internet, certo. cercare, eccetera, No, qual è il sito giusto. dobbiamo Quindi come dicevo sburocratizzare, poi sburocratizzare. non mi viene perché, questo paese, non è Quello che possibile, dicevi tu è questo, cioè cioè spesso i problemi si acuiscono anche per questa, cer dicevamo prima, certo. disorganizzazione Ti cadono le e braccia, ti cadono confusione. le Perché braccia. diciamo confusione, Max? Perché Perché sono sono provvedimenti confusi. sì, ma anche provvedimenti, ma anche, proprio proceduralmente, tutto complesso, cioè uno non ha idea, no, perché poi sai, E a appunto se fai volte un altro lavoro sì, non puoi neanche avere brava, idea, non hai cioè. idea di quanto è inefficiente la pubblica amministrazione. Cioè a me spiace No, esatto, lo terribilmente, diciamo anche a però malincuore ripeto, se tu perché non hai mai avuto a che fare, con la pubblica amministrazione, non hai idea di cosa vuol dire avere a che fare con che vai lì, che il documento non va bene perché è girato cosà, perché è girato così, poi ci vuole la f ma basta, cioè cioè diciamo che tutti questi basta, aspetti, basta. al di là magari dell'errore che ripeto, Cioè, può capitare a tutti, anche alla scusate, pubblica a me chiede a amministrazione, volte ci in sono certe volte l'Agenzia delle Entrate chiede la delega, ma scusate, se io scrivo in qualità di avvocato e esatto. difendo uno, in fase ovviamente non giudiziale perché la procura è Sì, sì, obbligatoria, sì, certo. cioè voglio dire, secondo te mi sogno di notte di Sì, non mandare è una che hai tutto cioè no, l'interesse, ma dico è esatto. chiaro che sono È incaricato, implicito, cioè certa certo. Si burocrazia potrebbe proprio è eliminare. completamente, inutile, no, No, è vero. cioè, voglio dire, documento cartaceo no, il documento lo faccio in forma digitale. C'è una telefonata, oh che bello. Oh, Buonasera, buonasera. con chi parliamo, da dove chiama? Andrea da Pavia. Pavia, tanto Sì, ci piacere. dica, Prego buonasera. Andrea.
una conferma. Ho capito bene Sì, che avete detto che una donna divorziata Mm. alla morte dell'ex marito avrebbe diritto a chiedere la reversibilità di lui pensione? Ho capito bene? scusi, dell'anniversario di lui? Non ho Di capito, in lui, che sì. senso? Se muore, Sì, ovviamente, se sì, muore però. allora, ovviamente c'è Aspetta un attimo, c'è un'altra domanda oppure è solo questo? No, è solo questo. Perfetto, le rispondiamo subito. Ci chiami ancora, Grazie. A lei, Sì, salve. Allora sì, cioè abbiamo avuto dei casi dove allora, diciamo che quand'è che avviene il problema? Il problema avviene quando ci sono 2 mogli, chiaro. Certo, La ex moglie, e se diciamo ex è separata, certo. divorziata, e la moglie attuale. All'attuale morte. Alla morte ovviamente deve essere appunto il decuius, cioè la persona Certo. deve essere defunta, può capitare sì, cioè ci può fare Certo, fare abbiamo la avuto anche richiesta, abbiamo avuto anche recentemente. il caso in cui, chiaramente non sappiamo quali possono essere le percentuali di Questo l'abbiamo detto ripartizione, prima. questo lo decide il giudice. Si fa però una causa Si cioè, deve fare non è una domanda, si deve fare una causa. si deve fare una causa Deve dove fare si va una a dire causa. la percentuale che io prendo Ho di diritto anch'io. ovviamente la causa la farà chi è insoddisfatto eventualmente di quanto gli viene Esatto, assegnato come esatto. percentuale di reversibilità. Assolutamente. E noi abbiamo tuttora adesso Abbiamo una una causa in pratica corso, dove sì. la signora percepisce un'assegno di reversibilità insieme una parte con l'altra ex Sì, moglie. poi io appunto non sto qui a spiegare, però ovviamente, Certo. ci sono diversi criteri con Sì. cui il giudice poi decide poi bisogna anche leggere allora questo nella regola generale, bisogna anche leggere cosa hanno previsto però la sentenza di divorzio, cosa ha previsto perché Ah, io certo. non faccio la divorzista, la diritto di famiglia, però mi diceva anche una collega: "Ho visto di tutto nelle sentenze di divorzio, anche non puoi più vedere i bambini, non puoi più vedere il cane, non puoi Vabbè, più quello lì vedere" no, sì. non puoi più e anche se sono divorzi consensuali, anche delle rinunce ci possono essere, rinuncia alla reversibilità, rinuncia che poi io dico: chi è che rinuncia? Però effettivamente tutto può stabilirsi dal punto di vista consensuale, si chiama consensuale proprio perché se sono d'accordo entrambe le parti. Quindi, questo è quanto. Poi ci sono tutta una serie di normative di riferimento che non stiamo qua a elencare perché sarebbe troppo lungo. Ecco, il riferimento normativo intanto mi sono andato a riprendere Sì, però è l'articolo 9,2 della legge legge sul divorzio, 898/70. In caso di morte dell'ex coniuge titolare di assegno sì. divorzile, il diritto alla pensione di reversibilità spetta al coniuge sì. superstite e al coniuge divorziato, titolare Sì, t'ho dell'assegno. detto. In Cioè concorso tra loro, no, giusto per certo. giusto No, più no, importante. ma era Concorso a appunto loro per essere secondo quanto sintetici. stabilito dal giudice, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni. Bravo, è quello che ti Articolo dicevo. 9,2 legge 898/70. La legge sul divorzio, Quindi quella che l'ex ha coniuge introdotto ha il divorzio. diritto alla quota di reversibilità. Se è titolare dell'assegno divorzile, non è passato a nuove nozze, Esatto. Ecco, questo è un altro particolare, il certo. coniuge deceduto era titolare di pensione diretta e ne aveva maturato il diritto, è chiaro. Beh, quello è Questo è ovvio. scontato. Quello che muore, se non aveva la pensione, non si parla più di assegno di Certo. I criteri di ripartizione sono il Come principio ti guida, dicevo, ci il sono giudice procede a una anni di valutazione matrimonio, comparativa tra fa i un coniugi. paragone, sì. Esatto. Sì, sì, Criteri sì. di elaborazione sono interessantissimi, dalla giurisprudenza, durata dei matrimoni, importo e natura dell'assegno divorzile percepito. E quello ti dico, bisogna Se è guardare la rilevante. sentenza di divorzio cosa Condizioni dice. economiche, quello che avevi detto tu prima, Esatto. eventuali presenza di figli comuni e loro situazione. Diciamo che poi va analizzato come sempre caso per caso e per quello che dicevo, attenzione alla sentenza di divorzio E perché va visto quindi, cosa dice. chiudendo, le Cassazioni, la giurisprudenza rilevante dice: non è quindi un automatismo pro quota temporis 50%. No, Non è un esatto, automatismo. bisogna, come dicevi tu, fare questa causa, chiamiamola un'azione. Il criterio della durata dei matrimoni è rilevante, ma non è esclusivo. Occorre sempre un bilanciamento tra le condizioni economiche. Il giudice bilancia tutti gli interessi per far sì che possano essere poi, torniamo al discorso dell'equità, Ecco, più equi vedete la possibili. procedura. In caso di concorso, Mh. cosa fa? L'INPS liquida provvisoriamente la pensione di reversibilità al coniuge superstite. Esatto. L'ex coniuge deve quindi promuovere un ricorso. Quello che Quello che era dicevamo, successo al mittente, esatto. per ottenere la sua quota. Questo è. Quindi chi è che non ha l'assegno ovviamente dovrà fare ricorso.
il giudice determina la percentuale spettante con effetto retroattivo, attenzione. Come se avesse Quindi se tu hai percepito, ex tunc. se tu hai percepito l'assegno e poi perdi o comunque ti viene affidata una percentuale diversa, devi restituire quello che hai preso, Beh, certo, cosa che succede e lì spessissimo. altro che le richieste di restituzione le Insomma, conosciamo abbiamo bene. dato, mi sembra, parlato. Sì, poi ovviamente appunto se avete da sviscerare altri dettagli, domande, potete tranquillamente chiamare anche in regia Certo. o potete scriverci a Studio Potete Legale. scriverci sui nostri canali social, Sì, rispondiamo sempre. direttissimo. Abbiamo ancora qualche minuto, Celeste, possiamo Sì, parlare. io ti dicevo, per concludere, quindi volevo solo fare un parallelo con l'Agenzia delle Entrate, che certo. so che tu Sì, hai più Sì, confidenza. lo diciamo, appunto. infatti l'avevamo detto prima, è giusto farlo, perché con l'Agenzia delle Esatto. Entrate il canale è un pochettino più semplificato. Meno male. Innanzitutto le procedure di sgravio sono automatizzate. C'è un canale apposta che si chiama il canale Civis, dove tu mandi un'istanza e viene letta ed evasa in qualche giorno. Okay. In qualche giorno, non in qualche mese, punto di domanda. In qualche Sì, giorno. anche perché poi ci sono delle Quindi la prima scadenze cosa è anche che da si fa rispettare. online tutto, anche sull'Agenzia delle Entrate, ma c'è una facilità di strumentazione elettronica molto più efficace, cioè è più snello, il sito è più veloce, è più pratico, ci sono un sacco di operazioni che si possono fare online, anziché per esempio la registrazione di contratti di affitto, oramai è quasi tutto online. Tutto online, certo. C'è una lavorazione di tecnologia superiore, cioè inutile negarlo. Che potrebbe Il sito adottare dell'INPS, anche l'INPS. oltre a essere, fa pure, è farraginoso, cioè io, se uno non ha, Fa acqua ovunque, c'è da dicevi. c'è da mettersi. Volevi dire questo? Sì, fa acqua ovunque, ma è difficile, cioè uno da solo non riesce ma a è creare. quello che ti voglio dire, perché poi bisogna anche vedere la Uno dimestichezza. non è che per forza con deve avere il consulente, ma sull'INPS mi viene da dire che sì, perché però sennò da sì. solo, davvero in quei meandri, Certo. depositare per noi un ricorso INPS, qualche nostro cliente, uno da ultimo, una signora bravissima ce l'ha avuto fatta, ma difficoltà, si rischia di fare dei danni, insomma. No, poi ricordiamo che se poi lo depositi sbagliando, eccetera, ti eccepiscono un errore di irritualità. Assolutamente. Cioè un difetto appunto procedurale. Quindi affidatevi, io lo dico sempre come consiglio, a degli esperti, Certo. degli avvocati in particolare che conoscano questa materia, perché è una materia veramente tecnica. Oltretutto ricordo a tutti, aggiungo che noi oltre al medico legale lavoriamo anche con un consulente che è molto prezioso, importante, perché i conteggi, i conti non li facciamo noi. Max, magari tu un po' ci maneggi, ma neanche tanto. Cioè non puoi far tutto, giustamente. Ma anche perché ognuno ha il suo ruolo. è troppo esatto. tecnico. Troppo tecnico. Non dà, cioè, per cui chi volesse, ecco, questa è mi avete sempre, come dire, detto che è un'ottima possibilità riuscire anche a far prima chi deve andare in pensione una stima, o comunque una, come dire, una valutazione, un calcolo, un conteggio. Contributiva, perché poi ricordiamo conteggio. che non tutti hanno la stessa storia contributiva. Spesso non è così semplice. Alcuni magari hanno lavorato all'estero, possono usufruire di una ricongiunzione, di un cumulo. Quindi insomma, chi più ne ha più ne metta. Consiglio sempre una valutazione pensionamento, anziché ricevere la pensione. Assolutamente, è un investimento che fate, però è un investimento che vale la vita. È un investimento perché se c'è qualche differenza e poi dopo. Però meglio saperlo prima, Assolutamente. perché poi il consulente vi fa un report in cui voi potrete appunto capire appunto poi qual è la legge che è applicata, qual è la stima, qual è nel il momento modo che migliore per percepite andare in l'assegno, pensione. almeno sapete quanto prendete. Sapete quanto prendete, ma non solo quello. So che esistono delle piattaforme anche su internet, però sconsiglio di affidarsi a queste perché non sappiamo chi c'è dietro e oltretutto non sono consulenti qualificati. Sicuro. Invece un consulente qualificato vi può dare proprio la sua, oltretutto rimarrà come relazione che ha valore, appunto anche quando dovete chiedere la pensione nei confronti. È importantissimo investire questa somma di denaro perché è un investimento che poi vi vale potrebbe anche per le essere casse private, perché noi seguiamo anche le casse private. Evitare di fare cose repentine. No, perché poi se dobbiamo agire dopo, a liquidazione avvenuta, tutto si può fare, però diventa più complicato. Come tu sai bene, una volta che la liquidazione è stata emessa e erogata, insomma, diventa già più difficile. Quindi poterlo fare prima, si pianifica, è il discorso della pianificazione che abbiamo sempre detto, Max, anche fiscalmente, per apertura di società, eccetera. Fatelo anche per la contribuzione, non smetterò mai di dirlo che è una cosa decisiva. E noi abbiamo, appunto, se volete, il nostro consulente che lavorando con noi
può trattare anche molto bene. Sveva oggi è molto chiacchierina e non mi guarda, io penso che siano giunta l'ora dei saluti. No, sì, tra poco ci dobbiamo quindi... salutare, però vogliamo ricordare che, giusto per fare un briefing, giovedì prossimo torniamo con un altro ospite. Esatto, e non diciamo chi, però parleremo un po' di fiscalità. Sì. Ok, quindi parleremo di come magari eventualmente valutare apertura società all'estero, come valutare eventualmente un'apertura di una società all'estero, che è un'altra domanda che ci capita tanto di avere, come trasferirsi se si vuole cambiare paese, o non vogliamo assolutamente incentivare, però è una domanda sempre che anche dal punto di vista fiscale, previdenziale, cosa succede, cosa conviene, queste pianificazioni. Poi faremo con un ospite importante, poi avremo un'altra puntata ancora più avanti. Sì, non spoileriamo. No, però poi chiaramente ogni giovedì, se vorrete, cambieremo, diciamo così, cerchiamo di cambiare argomento. Però... Sì, beh certo, come sapete poi ci occupiamo anche di diritto condominiale, lavoro, e torneranno anche qui alcune colleghe, l'avvocato Russo, l'avvocato... la dottoressa Zanaboni, l'avvocato Vianello, insomma, chi più ne ha più ne metta. Faremo anche una puntata, ve lo prometto, io non lo faccio, ma cederò la parola per il diritto di famiglia volentieri. Noi, ma la daremo a chi di dovere. Volentieri. Ragazzi, buon weekend, saluti a tutti. L'avvocato Colovatti e Leonardi. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Avete ascoltato L'Avvocato risponde. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's the rich man's world. It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same.